Bentrovati all'edicola di Gatto e Sorci. Intanto un saluto agli amici da casa, che sono stati tantissimi, che avete riempito già subito la nostra nuova pagina Facebook, però dedicata alle edicole. Vi ringraziamo per questo, anzi speriamo che continuate ad esserci vicini in questa avventura in cui ci stiamo producendo e buttando anima e corpo. Ringrazio sempre il mister Piero Gatto. Salve. E intanto subito andiamo a parlare delle prime giornate di calcio vero, le prime giornate di campionato di eccellenza e promozione, dove mister, le grandi non ce l'hanno fatta. Ma è stata, intanto io amo l'inizio campionato perché è il campionato vero, cioè non ci sono dubbi, quindi vai e non sai cosa succede. Poi magari il giorno di ritorno diciamo che tutto questo si può discutere, però dico è tutto lasciato lì alla sorpresa, e infatti le prime 6 che noi avevamo pronosticato, pensiamo e comunque siamo convinti che alla fine sarà così, hanno tutte toppato, a cominciare da una proprio delle papabili dove dovrebbe vincere il campionato, il Mazzara. Il Mazzara, non soltanto il Mazzara, dove il pareggio del Serra di Falco. Infatti. Quindi andiamo a analizzare adesso 1-1 quello che è successo in questa prima domenica, con la vittoria dell'Alcamo di Chico che batte Renato Maggio in questo scontro con questi due, diciamo, vecchi lupi di mare del campionato. Vabbè, noi avevamo detto comunque che l'Alcamo è ecco, forse una sola conferma in questa giornata potrebbe essere la vittoria dell'Alcamo, che noi comunque già avevamo visto in Coppa Italia contro la Parmonval. Non ha fatto vedere grosse cose, però la squadra è forte. Ha incontrato il Camarate di Renato Maggio, che ha perso la prima, diciamo che ci può anche stare, perché se l'Alcamo continua con questo tipo di mentalità può dire la sua, proprio anche per un discorso di playoff, perché la squadra è fatta bene. Poi c'è Cardinale Gianluca che continua ancora ad essere fra i migliori in campo, partita dopo partita migliora sempre di più, quindi, e poi c'è un altro un fattore, che ha una buona difesa, cioè una difesa che prende, cioè in queste 3 partite ha preso un gol, però dico, io penso che l'Alcamo comunque quest'anno, se non succedono cose extra calcistiche, magari problemi societari, cosa mi auguro che questi problemi non ci siano, può dire la sua. Il Camerata è da vedere. Ma il secondo campanello d'allarme, però. Dopo il derby questo è il secondo campanello d'allarme. Sì, in due partite ha fatto, le 8 partite ha fatto 0 punti, la partita con San Giovanni l'ha vinta, però insomma è stata anche abbastanza fortunata, quindi bisogna stare attenti. Ma Renato Maggio è uno sveglio, quindi sicuramente avrà tirato più che le redini della performance. Sicuro. Allora andiamo al Campofranco Leonfortese, il Campofranco il restivo, che al momento non si sta confermando i livelli di come ha terminato il campionato precedente, perché si arrende dentro casa alla Leonfortese di Mirto per 3-1. Chi ci segue può ricordare che io ho detto che Mirto è uno di quelli bravi, quelli tossi, che ha fatto il record in eccellenza delle vittorie 3 anni fa quando ha vinto il campionato, io ho detto che è stato abbastanza fortunato. È stato poco fortunato nelle ultime 2 stagioni, ma se Mirto riprende a prendere il cammino giusto, è uno che fa male, perché è un buon allenatore. E il Campofranco non ce l'aspettavamo, insomma. Il Campofranco possono essere diventati tutti brocchi, il Campofranco che perde per la seconda volta 3-1, appunto. E quindi c'è qualcosa dietro che non va. Poi è entrato anche il Cuiò domenica, quindi magari è stata quindi rinforzata dalla presenza di questo grosso giocatore, quindi secondo me Restivo deve stare un po' attento e vedere un attimino se c'è qualcosa che un po' si è squilibrata rispetto alla scorsa stagione. Andare a giustificare le sconfitte fa sempre male, quindi è sempre bene essere obiettivi, analizzarle bene in modo che si possano risolvere i problemi e andare avanti. Perfetto, allora la Folgore, come abbiamo pronosticato nella scorsa edizione, dentro casa fa punti e fa come continuerà a fare, tant'è che proprio la squadra di Messana si impone contro i Raffadali di Bellomo per 2-1. Quello è un campo, loro sono abituati lì, è un campo meraviglioso, bello, un campo di calcio, e quindi lì si fa fatica, là le buone squadre, quelle vere, e allora vanno a giocare. La squadra di Bellomo farà un campionato medio-basso, e quindi deve stare attenta a prendere più ponticini possibili, in modo che va a raccogliere questa salvezza anche quest'anno, perché Bellomo un allenatore molto navigato e quindi sa quello che fa.
e la Folgore si è preso questi bei 3 punti di salute, perché anche la Folgore, questo è un campionato che soffrirà, però diciamo il campo la aiuterà parecchio, quindi accumulerà diversi punti dentro casa e i primi 3 li ha messi dentro. Andiamo alla partita che tu hai seguito da vicino, che è la vittoria della Parmonval di misura su 1-0 sul Rio de Romeo, la Parmonval di Muto che si impone contro il Mazzara dei Giganti allenato da Jacono. Ecco, questa è una grossa sorpresa per chi non vive come me, come noi, la Parmonval, noi siamo di Palermo, ricordiamo che la Parmonval è la seconda squadra della città di Palermo, quindi la seguiamo con molto interesse. E la Parmonval avevamo predetto che si sta incominciando a comportare bene, e alcune idee di Mister Muto incominciano a entrare nei meccanismi, e c'è sempre qualcosa che non va, attenzione, io lo posso dire tranquillamente perché con Muto siamo fratelli e amici, quindi lui è uno di quelli che non si offende, mentre c'è magari qualche altro che si può pure che non vuole sentire critiche, però le critiche quando sono costruttive fanno bene. E ancora lì davanti se la Parmonval trova la via del gol, e allora diventa una cosa seria. La Parmonval farà un bel campionato, perché ha imbrigliato bene il Mazzara, Muto è stato bravo a infoltire tutto il centrocampo e ha tolto le giocate al Mazzara. I 2 esterni, sia Serio che il giovane Minnone, facevano molta pressione lì davanti, e hanno tolto le giocate a questa grossa squadra che è il Mazzara. E poi ricordiamo che quindi il risultato è stato meritato, l'1-0 è stato meritato, e ricordiamo che a farne le conseguenze è stato Jacono, che a fine partita è stato esonerato. Tant'è che adesso la squadra è stata affidata al vincente Totò Bruscolelli. Il carissimo amico Totò Bruscolelli, quello è un vecchio volpone. Però voglio dire una cosa, Salvo, io penso che ci saranno delle novità in casa Mazzara, perché conoscendo Totò, siamo vecchi amici, secondo me non è una squadra che piace molto, cioè non è una squadra per Totò Bruscolelli, quindi secondo me ci saranno dei cambiamenti nei movimenti nella squadra del Mazzara, e comunque è un'ottima scelta. Totò è uno che ne ha vinte, non so, adesso non si contano più i campionati di eccellenza che ha vinto Totò, quindi ottima scelta, un in bocca al lupo a Totò Bruscolelli. Io ho una curiosità però, da dove iniziano i meriti della Parmonval e dove iniziano invece i demeriti del Mazzara in questa partita? Allora, perché poi il filo che separa le due cose non è molto sottile. Quindi. Allora, i meriti della Parmonval li abbiamo detti perché Corrado ha preparato la partita in modo con modestia, quindi ha giocato a calcio, contrariamente a quanto tutti diciamo in questo campo non si può giocare, e il campo è vero, non è un campo di calcio per il calcio di oggi, ed hanno ragione, dobbiamo ammetterlo, però sì, la Parmo dico ci ha abituati, perché le squadre tecniche, ragazzi, la Parmonval è una squadra tecnica, perché abbiamo Lunetto in mezzo al campo insieme ad altri ragazzi, sono molto tecnici, e giocano a calcio. Poi volevo ricordare che in questo campo è venuta la Nissa, è venuta l'Atagas l'anno scorso, che ha fatto un grande campionato, è venuto il Licata quando era il Licata, grosse squadre come il Marsala ai tempi, e tutti hanno fatto vedere spettacolo, delle partite strepitose, quindi non venite alla Parmonval a dire che il campo non è buono, venite a giocare a calcio, quel calcio vero di una volta, questo è il campo, e vedete che fate anche i risultati. Perfetto, andiamo avanti con la sorpresa, un'altra sorpresa, perché il Rocca di Bongiovanni, il Rocca di Caprileone, supera il Pro Favara, da noi pronosticato una delle squadre che può ambire a un posto in luce in questo campionato, 1-0, quindi il Rocca di Caprileone dentro questa struttura meravigliosa fa il suo risultato. Cosa avevamo detto? Le messinesi in casa sono toste, sì. Il Pro Favara ha pagato questo scotto della trasferta, ho sentito pure che sono stati un po' sfortunati. Purtroppo le partite che non vediamo non possiamo scendere nei particolari, quindi un po' per sentito dire il Pro Favara ha tentato di fare sua la partita, però il Rocca Bongiovanni ha fatto una buona difesa, ha trovato il gol, lo ha difeso e si è preso questi 3 punti col Pro Favara, che sicuramente, che ora
però domenica si preparerà una grossa partita che il Favara è strutturato per fare quantomeno i playoff e sono sicuro che arriverà a raggiungere questo traguardo. Allora, sul web invece mi sono imbattuto in una discussione tra parte dei tifosi del Serra di Falco, perché adesso andiamo proprio alla, diciamo, favorita della vittoria finale, che comunque ci dice che aveva dato dei voti, chi ne aveva risposto con altri, qualcuno aveva visto l'insufficienza per Mister Tutrone. Insomma, questo 0-0 al San Sebastiano dovrebbe essere la matricola un po', diciamo, di questo girone. Diciamo, non ha lasciato contenti, almeno più che altro lascia un sapore amaro un po' in tutte le bocche, diciamo, degli appassionati di Serra di Falco. Io voglio dire ai tifosi del Serra di Falco di stare tranquilli, stare calmi e lasciare un po' serena, perché vedi, creare dello stress non fa bene. Un pareggio, la prima partita di campionato è sempre la prima notte di nozze. Quanti matrimoni hanno toppato la prima notte di nozze? Perché si rompe il ghiaccio, c'è la tensione di un mese di preparazione, ci sono i 3 punti in palio, si viene fuori da delle amichevoli, magari il Serra di Falco non ha fatto molte amichevoli, ne ha fatte un po' pochine, quindi adesso deve prendere il ritmo partita, poi non si può dire che mancava qualcuno nel Serra di Falco, perché può fare 4 squadre, quindi questa sarebbe una scusa molto stupida, però diciamo che ci può stare, ragazzi, se piangiamo per uno 0-0 nel campo di una matricola che sicuramente ha dato l'anima, e poi anche qui ragazzi, un mare di occasioni da gol, Messina ha avuto tante occasioni da gol, quindi il calcio, ecco, quando il calcio è vero, quello lo dicevo io perché amo le prime partite di campionato, quando il calcio è vero può succedere di tutto, può succedere che una squadra fortissima come il Serra di Falco butta giù la porta dell'avversario e pareggia, e se gli va bene, si possono pure perdere queste partite, quindi stiamo tranquilli. Tutrone è bravo, la squadra è forte, non stressiamo più di tanto. Assolutamente, anche per questo il calcio è il gioco più seguito del mondo, perché non c'è niente di scontato. Altre 2 partite che terminano a reti bianchi, gli scontri tra San Cataldesi e Riviera Marmi e San Giovanni Gemini e Marsala. Anche il Marsala non riesce a portare a casa la posta. San Cataldese e Riviera Marmi, io penso che il punto lo abbia guadagnato la San Cataldese, perché il Riviera Marmi io la ritengo un'ottima squadra, e la San Cataldese di Torregossa dentro casa abbiamo detto che difficilmente fa andare via qualcuno con i 3 punti, e quindi questo 0-0 la dice lunga, il fatto che non si sono fatte reti, quindi noi andiamo sempre per sentito dire, quindi già noi presupponiamo che comunque la partita è stata intensa, e poi dobbiamo considerare anche che ancora la preparazione molte squadre ce l'hanno sulle gambe, quindi è presto andare a fare delle valutazioni. Comunque cominciare anche con un punto è importante, da una e dall'altra parte. Non la stessa cosa invece da San Giovanni Gemini e Marsala, perché comunque il San Giovanni è una grossa squadra, per il Marsala io ho paura che si creda a posto, perché il finale dello scorso campionato in eccellenza non vorrei che abbia illuso più di tanto sia i tifosi che lo proprio Stato. Nel senso che si creda più forte di quella che in realtà è? O comunque si abbia perso, diciamo, la mentalità da provinciale? Allora, l'anno scorso questa squadra ha fatto un girone di ritorno, addirittura ha fatto più punti dell'Acacas. Benissimo, ma eravamo al girone di ritorno, tante partite vanno come vanno, e quindi non vorrei che ci si fosse illusi di essere a posto. Quindi io direi sia a Sandri che a Balsamo di guardare un po' meglio se c'è qualcosina da aggiustare, perché ogni campionato ha la sua storia, quindi stiamo un po' attenti. Il San Giovanni è una buona squadra, e quindi la dice lunga lo 0-0,
anche in questa partita ci sono state delle grosse occasioni, De Luca, qualche traversa, Bruscia, Di Caccamo è stato strepitoso, ha distribuito, insomma San Giovanni ha fatto una buona gara, quindi è stato un caso che è finito 0-0 questa partita, quindi il San Giovanni è partita bene, il Massara stiamo un po' attenti, vediamo un attimino di vedere bene come stanno le cose. Adesso passiamo ad analizzare un po' quello che è successo in promozione, dove ha riposato Favignana e quindi le palermitane o pilotali, vediamo i risultati che hanno fatto. Intanto grande impresa di Sergio Maggio che va a vincere a Tratati con il suo Monreale, un Monreale che però, qui si scatena subito la polemica, al momento non sa se sabato giocherà nel proprio campo oppure no. Ma queste sono cose, guarda, che rattristano perché insomma, uno fa tanto, insomma, il Monreale ha costruito una squadra, secondo me già è pronta, giusto mettendoci altri due elementi, è pronto per l'eccellenza. Ho visto altre partite di promozione, io devo dire che il Monreale, ho visto anche il Monreale, è già pronta, è già squadra, e andare a vincere a Strasatti, che è un campo, e magari a livello tecnico, qualitativo, magari lascia il tempo che trova, però è un campo difficilissimo, e andare lì, sì, hanno fatto gol la Lucia Cane, ma poi ragazzi Cane è un giocatore, Cane entra dritto e fa gol, quindi 2-0 è qualcosa che lascia ben sperare. Speriamo di risolvere questo problema del campo, ragazzi, perché dai, non può. Facciamo un po' di calcio, dai. Allora, il Cefalo che vince 2-1 col Fulgatore, che riprende la marcia trionfale che si è interrotta l'anno scorso soltanto ai playoff, e il Real Calcio si impone sul Dattilo 1-0, che anche questa è una vittoria importante fuori casa, e andrei ad analizzare contenta la partita che hai visto da Delfini e Ligni Trapani. Ligni Trapani è delle squadre che anche essa candidata, diciamo, alla promozione, l'ex Valdevice ricordiamo, che ha pareggiato 2-2 al 90esimo. Delfini hanno acciuffato il pareggio. L'ho commentata questa partita, la Lignina ha una squadra solida, e dicevamo che di solito le squadre di Trapani lasciano un po' di agonismo a casa, questi invece sono venuti qui, sono fatti la partita, quindi complimenti ai Delfini che comunque hanno pronti via, hanno fatto la partita tutto il primo tempo, quindi l'hanno controllata abbastanza bene. Poi purtroppo, come spesso accade, devi fare gol tu, invece lo subisci, quindi è andata sotto di un gol, hanno pareggiato allo scadere del primo tempo, e poi vedi, alle volte quando si scrive si legge e si capisce delle cose diverse, che si interpretano male quello che uno vuole dire. Io vedo pure anche delle sensazioni, dipende da dove si vede la partita, si abbiano delle sensazioni. No, allora, Salvo, tu sai, io non sono un giornalista, io sono commento il lato tecnico, quindi penso che qualche anno di esperienza ce l'ho, quindi posso dare delle valutazioni. Io sostengo che quando si fanno dei cambi, e magari un allenatore, quindi nella fattispecie Cristian ha fatto dei cambi per vincere la partita, quindi ha messo in campo, al centrocampo ha messo due elementi che comunque non tu pensi in andare avanti, giustamente per vincere la partita, non è che ha fatto male, ha fatto bene, solo che è come la coperta corta, ti copri la testa, ti scopri i piedi, in quell'attimo, per una decina di minuti, si è perso di copertura al centrocampo, dove Spezia, che è un ottimo elemento della parte del Ligni, ha avuto un po' di gioco più facile, e lì è venuto fuori un attimino, giusto il tempo per trovare il 2-1. Stop, tutto lì, quindi non è una critica la mia, oppure non è che voglio criticare il bravo Cristian, che comunque ha fatto vedere delle belle cose, ha giocato bene, i Delfini giocano bene a calcio. Sì, assolutamente, però quello che è un'altra polemica che Puccia che è arrivata da questa partita era qualcuno si è lamentato per il fatto di giocare senza centravanti poi nel recupero, cioè magari la sorte adesso ha avuto la meglio, in questo caso sono stati fortunati per trovare questo gol con questa intuizione di Ignazio Calderón, che ha trovato questo pallone per Tumina, però dico, giocare senza centravanti a volte complica un po' la vita, allora, perché qualcuno mi ha detto, io no, perché non l'ho visto, è così, effettivamente manca
il centravanti, la boa manca in questa squadra e lì gioca Quattrocchi che comunque è un esterno, non è un attaccante, qui nessuno può dire niente, che Quattrocchi l'ho avuto io e lo conosco benissimo, è un ottimo esterno, quindi il ragazzo si danna l'anima, però è un esterno, cioè non è, anche domenica i due centrali lo hanno, fisicamente proprio lo hanno, però ha dato spazio agli esterni, hanno giocato bene sugli esterni, però questo fatto che manca il proprio l'uomo il centravanti che riesce a far salire la squadra, a dare, cioè, questo non è un piccolo problema che potrebbe avere i Delfini, posso accettarlo come consiglio, posso anche non accettarlo, assolutamente. Comunque, sono dei pareri, non attenzione. Concluderei con due squadre, diciamo, una palermitana e una filopalermitana, cioè il CUS Palermo e Carini, che entrambe perdono fuori casa. Il Paceco batte i Delfini 3-1 e il Salemi Asfalto il Carini 5-1. Sono due squadre già in pericolo? Allora, per il CUS io non credo, perché, ripeto, andare nel Trapanese è sempre difficile, certo il Carini è esagerato, andare a prendere 5 gol, ha esagerato, e quindi questo lascia un po', perché già che aveva qualche problema lo avevamo intuito, il Carini, questo 5-1 preoccupa un tantino, quindi io direi al nostro amico Corona di vedere un po', l'avevamo detto anche la scorsa settimana, vedere un attimino di cose dai ripari, perché peccato, adesso che abbiamo un campo meraviglioso, dobbiamo vedere cosa fare. Mentre il CUS, il 3-1, potrebbe anche starci, il Paceco, il Trapanese è una terra difficile per tutti. Va benissimo, allora per oggi abbiamo finito, vi aspettiamo, vediamo se in settimana riusciremo a fare la prossima, diciamo, trasmissione per le anticipazioni per il venerdì. Andiamo a presento venerdì per le partite. Grazie a tutti da casa e un saluto da Salvo Sorci e Piero Gatto, ciao. Ciao a tutti.